Questo del tematismo dolomitico è un grande risultato per tutta la provincia di Belluno. Bisogna dire che la Regione è stata di parola, aveva detto che avrebbe rimediato un po' a quell'errore iniziale, lo ha fatto e adesso finalmente Belluno viene ripristinata all'interno dei tematismi, del giusto tematismo che è quello delle Dolomiti. Belluno ai Dolomiti. Ora lo dice anche la Regione Veneto nero su bianco. La sesta commissione regionale ha ristabilito quello che a amministratori e operatori è da sempre parso l'ordine naturale delle cose, inserendo l'intera provincia bellunese nel tematismo Dolomiti previsto dalla nuova legge veneta sul turismo. Implica innanzitutto il fatto che il nome di Belluno comunque rimane agganciato evidentemente a qualunque tipo di iniziativa che riguardi le montagne dolomitiche, che sono ovviamente il centro, se vogliamo, di propulsione dal punto di vista turistico delle zone montane della nostra regione. La legge aveva subito uno stop la scorsa settimana, quando era stato sottolineato un dualismo inconciliabile per il bellunese. Il territorio era stato infatti diviso in due, la parte alta nel tematismo Dolomiti, le valli, capoluogo compreso, nella montagna veneta. Due temi, due diversi fonti di finanziamento per la promozione, un'unica realtà territoriale spezzata in due. Con questa revisione il bellunese torna unito sul fronte turistico, ma la Commissione ha approvato anche un'altra importante novità che tocca l'intera regione. Devo dire però che c'è anche un grande risultato nuovo fissato in sesta commissione stamattina, che è quello che tutti i comuni del Veneto diventano comuni storici. Ma Belluno guarda soprattutto all'unico tematismo dolomitico. Ora, conclude Bond, sarà anche più facile delegare le competenze turistiche alla provincia di Belluno, attuando così l'articolo 15. Le Dolomiti aspettano fiduciose.